Ci spostiamo in Veneto, timidi segnali di miglioramento, una regione che è all'avanguardia nella sperimentazione delle terapie della lotta al virus. Andiamo a Padova da Maria Delia. Esatto, ci sono dei segnali di miglioramento qui in Veneto, ma non bisogna abbassare la guardia. In tutto sono 10.111 contagiati e ci sono 26 persone in meno ricoverate rispetto al bollettino precedente, 517 i deceduti. Si lavora al rinnovo delle restrizioni e intanto il Veneto è all'avanguardia per quanto riguarda la sperimentazione dei test sierologici che puntano a individuare gli anticorpi presenti in persone in via di guarigione, e anche in un'altra sperimentazione che riguarda l'analisi del sangue, cioè l'utilizzo del plasma di soggetti ormai guariti da iniettare in persone in via di guarigione. Noi siamo nel centro trasfusionale dell'ospedale di Padova con la dottoressa Giustina De Silvestro, che è la responsabile dell'immunoematologia dell'ospedale. Come funziona questa nuova sperimentazione? Questa in realtà non è una terapia assolutamente nuova perché è già stata sperimentata in passato, sia in occasione dell'infezione da Ebola sia in occasione anche della precedente epidemia di SARS. Si tratta praticamente di sfruttare il fatto che i soggetti guariti hanno subito dopo la guarigione, quando comunque hanno eliminato il virus, una quantità di anticorpi diretti contro specificamente questo virus che ha provocato la malattia, e in questa maniera questi anticorpi noi li andiamo a trasfondere assieme al plasma, perché sono sospesi nel plasma, in soggetti che in quel momento invece hanno una forma di infezione Covid particolarmente severa. È un protocollo che avete messo a punto con i medici cinesi da Wuhan che sono arrivati qui, e che risultati ha dato in Cina? Ci siamo confrontati effettivamente con la delegazione che è arrivata da Wuhan e in base ai loro dati preliminari i risultati sono stati buoni e saranno confermati da un prossimo studio che i cinesi stanno pubblicando su una casistica molto ampia, quindi questo ci conforta nel continuare in questa strada. Grazie per ora, dottoressa, e buon lavoro. Grazie a voi. A voi la linea.